Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui al secondo appuntamento della rubrica appunto per un domani sostenibile, promosso e ideato appunto all'Università di Udine in collaborazione in questo caso anche con il Comune di Gorizia, che ha ben accettato, considerati anche i temi che andremo a toccare, molto sentiti anche da questa amministrazione, appunto di ospitare questa serie di appuntamenti. Oggi parleremo di un altro tema attualissimo. Secondo appunto i recenti dati Istat di settembre, classificano Gorizia come la 7ª città con più verde tra le città appunto italiane. Infatti sono calcolati 139 metri quadri di zone verdi per abitante. Io onestamente da goriziana e da cittadina della città di Gorizia, anche come amministratore, mi sento fortunata perché non tutte le città possono vantare queste ampie zone verdi che anche grazie alle associazioni che hanno luogo qua a Gorizia e che colgo l'occasione per ringraziare, possono anche comunque rivivere. Vedo qua anche una rappresentante, ex rappresentante dell'Associazione Legambiente e una guida naturalistica che ringrazio per essere qua, è molto significativo perché siete voi appunto anche i portavoce e spesso ricordate a noi anche amministratori quanto sia importante la natura che ci circonda. Io ringrazio l'Università di Udine per averci appunto proposto questa iniziativa. Passerei la parola alla professoressa Vasta, appunto, che tra l'altro è la delegata per la sede decentrata di Gorizia, che vi introdurrà l'incontro di oggi. Grazie infinite, resto seduta per evitare di muovere cavi. Io ho il graditissimo compito di portarvi i saluti del magnifico rettore dell'Università di Udine, professor Pinton, ma anche i miei personali come delegato della sede di Gorizia e direttore del centro polifunzionale. Io sono a Gorizia ormai faccio 20 anni l'anno prossimo, quindi sono veramente orgogliosa di accogliere il secondo appuntamento qui a Gorizia di questo ciclo di incontri, 18 incontri organizzati grazie alla preziosa collaborazione e all'iniziativa dell'Ufficio Divulgazione Scientifica dell'Università nella persona della dottoressa Missana, che è qui con noi. E come tutti sapete l'Università di Udine è nata da un patto col territorio e quindi questa è un'occasione veramente preziosa di rinnovare questo patto con un'iniziativa che assolve a una funzione essenziale che noi chiamiamo tecnicamente terza missione, che è appunto la divulgazione scientifica e il trasferimento delle conoscenze, ma che è poi tradotta nella concretezza che a noi piace molto e nella realtà delle cose, è una occasione di confronto e di scambio che ci permette di contribuire allo sviluppo appunto sostenibile, alla crescita responsabile del territorio in cui ci troviamo ad operare, in un'ottica di sempre maggiore collaborazione tra le istituzioni e il sistema appunto della cittadinanza attiva, che deve essere coinvolta e che deve anche darci il proprio feedback rispetto alle iniziative che noi avviamo. E appunto sul versante della formazione noi abbiamo qui sul territorio un corso di laurea in relazioni pubbliche che si occupa moltissimo di questi temi e anche a livello
di diciamo, formazione trasversale per tutti gli studenti dell'Università di Udine. Siamo ormai alla seconda edizione di un corso di base sullo sviluppo sostenibile che si articola in una serie di moduli tenuti dalla professoressa Codiglia, che è stata presente qui al primo degli incontri goriziani, e che si occupa di approfondire appunto le tematiche dello sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030 e farlo in un territorio di frontiera, qui parliamo proprio di patrimonio naturale transfrontaliero, in una città che è il simbolo della collaborazione transfrontaliera. Sapete tutti dell'iniziativa appunto no? Gorizia, Nova Gorica, Città della Cultura Europea 2025, quindi è proprio un simbolo di integrazione, di collaborazione in un territorio in cui la frontiera è un ponte e non è un muro. E quindi anche noi dal nostro punto di vista siamo molto appunto ansiosi di dare il nostro contributo e poi insomma i colleghi che mi seguiranno appunto vi parleranno in maniera molto autorevole di questo tema, che è veramente uno dei temi centrali per così, la realizzazione di un domani sostenibile, appunto. Io non vi rubo altro tempo, mi scuso solo se dovrò andare via forse un pochino prima rispetto alla fine, ma ho un impegno purtroppo a Udine alle 6:30, e quindi ringrazio appunto il collega Francesco Marangon e il dottor Boscutti, e passerei la parola forse a Francesco. Sì, faccio io. Grazie per i saluti introduttivi all'assessore, alla collega Vasta. Buonasera a tutte e a tutti, sono Francesco Marangon. Oggi abbiamo due Francesco, così non ci confondiamo, della serie, così non ci confondiamo. E sono anch'io molto contento di essere qui stasera in veste di relatore. La volta scorsa, in altre occasioni in cui ho avuto modo di partecipare a qualcuno dei 18 appuntamenti che abbiamo organizzato, lo facevo in altra veste perché fino a poche giorni fa ero anche delegato del rettore per il settore della sostenibilità, ruolo che da adesso non rivesto più, ma tema di cui mi occupo con molto piacere, come è successo anche ieri quando online abbiamo avviato il corso di base di cui la collega Vasta parlava. Ecco, noi questa sera abbiamo pensato di proporvi una coppia di interventi, principalmente quello del collega Francesco Boscutti, che si occupa di biodiversità in maniera diciamo più direttamente giustificata dal suo mestiere e dal settore di cui lui fa parte dal punto di vista dell'attività scientifica. Sarà un po' più particolare capire come mai anch'io, che faccio un altro mestiere, pur essendo come lui ricercatore e docente universitario, sono di un altro settore, ma questo non lo voglio già svelare subito, perché se no roviniamo la sorpresa, poi chissà quali sorprese stiamo nascondendo, chissà cosa sarà. Ecco, siamo all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile, appunto, che ha visto inseriti anche diversi dei nostri appuntamenti, e quindi con questo particolare tema di questa sera speriamo appunto di dare una lettura molto locale ma globale nello stesso tempo di un tema come quello della biodiversità che non ha confini. Ma io direi che adesso ascoltiamo sicuramente con piacere Francesco Boscutti. Vai. Grazie per averci invitato qui, per questa bella occasione per condividere un po' di informazioni. Voglio che sia una chiacchierata con utilizzerò sicuramente alcune diapositive per portarvi alcuni concetti, ma tutto, quando sono stato invitato, si è sviluppato quello che vogliamo raccontarvi oggi attorno a questa parola che è confine, che ha significato molto dal punto di vista culturale. È una barriera che spesso
la natura cerca di superare e ce la fa alla grande, è una barriera che anche l'uomo in qualche modo cerca sempre di superare, e anche in questo caso vedremo che queste barriere non riescono a contenere la contagiosità, diciamo, della natura, della biodiversità, e quindi cercheremo di fare questo parallelismo tra il confine come limite amministrativo, come limite che ha segnato il nostro territorio nella storia recente e passata, e quello che hanno fatto piante e animali di questo confine, e quali sono i reali confini molto sfumati ma presenti anche nella natura e negli animali, nella biodiversità. Quindi la biodiversità non ha confini, il patrimonio naturale transfrontaliero. Vedremo che la regione di cui parliamo, la regione del Friuli, ma in particolare qui il Goriziano, così come può valere per tutte le aree di confine, hanno un valore naturalistico che è anche legato proprio alla loro posizione geografica di confine. Partiamo però da qualcosa che riguarda non solo il territorio locale, ma un fenomeno che riguarda la vita dell'intero pianeta, cioè la biodiversità. Che cos'è la biodiversità intanto? In una sintesi, con un'estrema sintesi, possiamo definirla come la varietà della vita sulla Terra. Ci sono definizioni più articolate, ma è quello che viene rappresentato a diversi livelli, quello che l'evoluzione nel tempo in cui è trascorsa la vita sulla Terra, ed è un tempo profondo, un tempo piuttosto lungo, perché riguarda 3 miliardi di anni di storia, ha portato oggigiorno a circondarci di meravigliose forme di vita, siano piante, animali. Ma questa diversità è una diversità che ha diversi livelli, scusate il gioco di parole. La diversità genetica è quella che permette a ognuno di noi di essere unico dal punto di vista genetico, ma anche dal punto di vista proprio della propria vita e individualità. E questo vale per tutte le specie. Poi c'è la diversità specifica, quella che forse in maniera più comunemente di cui più comunemente avete sentito parlare, cioè quante specie ci sono in una determinata area a livello mondiale. E poi c'è una terza diversità che però include le altre due, che è quella del paesaggio. E quindi qui le tematiche della gestione del paesaggio, dell'ambiente in senso lato, che sembrano così distanti dalle scelte relative alla nostra società, al lavoro, in realtà proprio in questo concetto esteso di paesaggio trovano un legame molto forte con l'ambiente e con la biodiversità, perché se noi siamo in grado di tutelare e curare il nostro paesaggio, gestire in maniera corretta il nostro paesaggio, a ricaduta riusciamo ad ottenere degli ottimi risultati anche per gli altri, per la conservazione della biodiversità in generale. E perché parlare di biodiversità? Parlando ad un naturalista non è che si debba cercare di far capire qual è il valore della biodiversità, perché per questioni romantiche noi naturalisti diamo un valore inestimabile a qualsiasi fiore o animale che osserviamo. Ma qui scopriamo un po' delle carte che abbiamo da giocarci stasera, è dall'inizio anni 2000, anni 90, che alcuni ecoeconomi, non so se vuoi ricadere nella... È un neologismo, insomma, che hanno cercato di dare un senso monetario a quello di cui parleremo stasera, ed è un esercizio concreto, non un esercizio di stile, che ha portato a un grande beneficio anche a noi naturalisti, noi biologi. Perché? Perché finalmente siamo riusciti a far
emergere il fatto che, ad esempio, secondo una stima di questo, uno dei primi lavori pubblicati su Nature, secondo cui si stimava che i servizi che la biodiversità, la natura fornisce all'uomo in maniera occulta o manifesta valgono 2 volte circa il PIL mondiale. Okay? Quindi adesso non lo so se le stime, ne avrà modo di parlare l'altro Francesco, ma per farvi capire quanto in realtà quello che noi osserviamo in maniera così distratta spesso abbia un ruolo determinante anche proprio nella nostra salute, nella nostra vita. Facendo degli esempi rapidamente, non abbiamo molto tempo da dedicare a questi argomenti, o ci ritorneremo se ne avete voglia poi alla fine. Possiamo distinguerli in 2 grosse categorie: i servizi diretti e intuitivo. Il cibo che noi mangiamo è biodiversità, è espressione della natura, addomesticata dall'uomo ma espressione della natura. Il pesce pescato è espressione proprio della natura, in senso della produzione potenziale della natura. Molti principi attivi dei medicinali derivano dalla estrazione di composti naturali o dalla sintesi e imitazione di quello che la natura ci ha sempre fornito, così come numerosi altri servizi che ora non cito. Poi ci sono i servizi, quelli un po' più difficili da intuire, ma che lavorano ad una scala maggiore, forse ancora più importante, che sono i servizi indiretti che riguardano ad esempio il funzionamento degli ecosistemi, la depurazione dell'acqua, dell'aria da parte del suolo, delle piante. Qui sono stati suddivisi in 4 categorie: le prime 2 dirette, i servizi diretti, le altre indirette, quindi quelli che vengono definiti di approvvigionamento. Qui vedete cibo, materie prime, acqua potabile o utilizzabile, medicinali. Abbiamo i servizi di regolazione, quindi l'impollinazione che gli insetti ci forniscono gratuitamente, e in realtà potrebbe essere alle volte è stata anche monetizzata, e quindi è una risorsa importante per l'agricoltura oltre che per la natura e la biodiversità. Il controllo delle infestazioni all'interno dei campi, la regolazione del regime idrico dei fiumi, eccetera. Tutti questi sono servizi che ancora riusciamo a vedere, a intuire, se non altro, che sono quelli di regolazione. E poi ci sono i servizi di supporto, che sono servizi non direttamente utilizzati dall'uomo, ma che, come dicevo, in cui includiamo l'habitat per la conservazione della biodiversità, il mantenimento della diversità genetica, che servono a far funzionare tutti questi ingranaggi che altrimenti non riescono a far correre questo orologio, questo perfetto orologio. E poi, da ultimo, quello che stiamo facendo qui stasera è quello che si fa quando si va a visitare il Parco della Piuma qui a Gorizia, quando si va a fare una camminata immersi nel verde e si respira l'aria della natura e si rimane ammirati da questi servizi culturali che la biodiversità ci fornisce. La biodiversità però non è distribuita in maniera omogenea sulla superficie terrestre. Sicuramente potete intuire, guardando queste mappe e questi numeri, che la biodiversità mondiale è concentrata principalmente in alcune zone, di cui la foresta equatoriale è sicuramente un esempio di cui avete visto dal punto di vista documentaristico la concretezza, ma volevo richiamarvi sul fatto che i biologi hanno identificato quelli che vengono chiamati gli hotspot,
Quindi i punti caldi della biodiversità, zone in cui ci sono tante specie e anche specie di un grande valore ecologico, perché specie endemiche, cioè che si trovano solo in una determinata area del pianeta, specie rare. E qui vedete una di queste macchie viola è anche il bacino del Mediterraneo. E all'interno del bacino del Mediterraneo, in questa macchia viola, stiamo anche noi come regione Friuli Venezia Giulia. Qui riporto alcuni dati di una mostra che era stata allestita dal Museo Friulano di Storia Naturale, in cui si riassumeva la conoscenza della biodiversità a livello regionale e in cui questi numeri dovrebbero farvi capire come noi rappresentiamo un hotspot all'interno dell'hotspot, una sorta di matriosca in cui noi, come vedete, abbiamo oltre 3.000 specie vegetali, quindi tra felci, piante a fiori, che rappresentano il 46% della flora italiana, calcolando che la flora italiana ha circa quindi 7.000-8.000 specie e la flora europea ne ha 12.000. Quindi l'Italia è già un punto di riferimento da questo punto, guardando questi numeri, e il Friuli con una superficie che è circa il 2,5% vedete del territorio nazionale rappresenta veramente un punto caldo della biodiversità. E la stessa cosa vale anche per gli altri gruppi tassonomici, cioè per gli animali, per i funghi, gli invertebrati, i vertebrati. E qual è il risvolto a livello paesaggistico di questa biodiversità? Ovvero, forse è il contrario, cioè questa biodiversità, questi alti numeri sono legati anche alla diversità ecosistema e paesaggistica, riassunta qui, come vedete, da citatissimo Ippolito Nievo, ma non possiamo esimerci oggi che parliamo di biodiversità, cioè il Friuli, il compendio dell'universo, che viene rappresentato da queste fotografie, da numeri che noi botanici rappresentiamo con oltre 250 habitat, cioè comunità vegetali diverse. Forse poco significativo per voi da intuire, ma che rappresenta veramente anche questo uno dei record a livello nazionale ed europeo. Ma quali sono le ragioni di questa biodiversità? E qui pian piano arriviamo ai confini e qui scopriamo che ci sono delle ragioni geologiche, delle ragioni climatiche, delle ragioni storiche che hanno portato a che cosa? Qui vedete in piccolo rappresentato il Friuli con delle macchie colorate, più o meno colorate, rappresenta quante specie vegetali, quante specie di piante stanno in una determinata area. Vedete che le prealpi sono particolarmente ricche in termini di specie, ma anche il Carso isontino, oltre che quello triestino, sono delle macchie rosse, ovvero delle macchie in cui c'è un'alta biodiversità. E questa ricchezza, che si distribuisce, come vedete, anche da noi, non in maniera omogenea, è legata alla geologia. Qui da noi abbiamo le montagne, e la pianura e il mare che ha le coste sabbiose, le coste rocciose. Abbiamo veramente in pochi chilometri una grande varietà di ambienti. E fattori geologici influenzano le piante così come influenzano gli animali. Qui vediamo il Coglians, su cui si uniscono. Il Coglians è una montagna calcarea, ci interessa poco di capire che cosa si intende, basta osservare che il colore di questa roccia è diversa dalla catena che poi va fino sul crostis, che invece è silicea, e che questo colore delle rocce in realtà corrisponde anche ad un diverso colore del verde o di una diversa abbondanza del verde, del colore del verde. E questo chiaramente implica delle differenze in termini di biodiversità, in termini di distribuzione delle specie. Ma abbiamo l'area più piovosa d'Europa, la catena dei Musi, 3 metri d'acqua ogni anno, mediamente. Pioggia, temperatura. Vedete che ci sono dei forti gradienti che ci portano ad avere climi
quasi mediterranei, la costiera triestina, in cui abbiamo il leccio, questa pianta che troviamo in tutto il bacino del Mediterraneo, in Dalmazia, in Istria, forma boschi molto estesi, e poi abbiamo in alto, vedete in alto a sinistra, questa pianta invece è sempre un albero, è un salice nano che si trova ad alte quote e che condividiamo con la flora che arriva dal nord, cioè lo troviamo sulle Alpi e lo troviamo poi nella tundra, quindi attorno al circolo polare artico. Ed infine arriviamo alla storia, la storia che che ha influenzato la nostra cultura, quello che siamo noi oggi come uomini, ma che ha influenzato con tempi un po' più lunghi, c'è da dire, anche la biodiversità. Qui abbiamo una fotografia di come appariva l'Europa circa 12.000 anni fa, quando le ultime glaciazioni hanno cominciato poi a ritirarsi, e questa ha chiaramente portato che cosa? Vedete, a fare ad un quadro diverso della vegetazione rispetto a quello che abbiamo oggigiorno, e quindi anche una distribuzione di piante e animali ben diversa. Le piante che stavano a nord sono state spinte più a sud, e poi quando questi ghiacci sono spariti, in qualche modo il clima è diventato più caldo di nuovo, hanno cominciato a spostarsi gli animali un po' più velocemente, ma anche le piante lo fanno, di generazione in generazione, con i semi si possono spostare. E qui vedete che abbiamo delle specie, come qui in questa fotografia, questa specie che ha come effetto il fatto di trovarsi sulle Alpi, sulle vette, dove il clima è ancora adatto a lei, e nella tundra artica. Quindi capite come questi movimenti, cioè diversità geologica, il clima, e questi movimenti, cioè la storia, i confini che si sono spostati, i loro confini ecologici, ha portato a questa diversità. Ma se guardiamo al punto in cui siamo, proprio quest'area transfrontaliera della Venezia Giulia, del Friuli in generale, ma la Venezia Giulia in particolare, è stato uno dei posti, e qui non a caso la chiamo la rotta balcanica, ma tecnicamente si chiama la rotta balcanica, al quale dopo le glaciazioni sono tornate il faggio, non c'era qui da noi e adesso è l'albero più comune nella parte montana, le rane non erano sparite, sono tornate da là, da quelle che erano chiamate le zone di rifugio durante le glaciazioni. E quindi qui noi scopriamo che ad esempio la nostra flora, la nostra fauna è una flora, sto parlando qui proprio dell'area del Goriziano, del Triestino, è una flora che si dice ha una forte impronta illirica, dall'Illiria, no? La provincia romana, così come si chiamava la zona della Dalmazia fino ai Balcani, parte dei Balcani. L'acero di Montpellier, che sì, c'è anche a Montpellier, ma qui da noi, come vedete nella mappa in piccolo, arriva solo fino a Lisonzo e in Friuli non c'è più. Anche questa vedovina a testa bianca, stessa distribuzione, ma questo non vale solo per le piante. Guardate qui, il barbo balcanico, in rosso c'è questa distribuzione della specie e vedete che arriva al bacino dell'Isonzo. Ecco che l'Isonzo rappresenta un confine, ma un confine che in questo modo ha arricchito la biodiversità di cui dobbiamo far custodia. Qui abbiamo il serpente gatto, l'algiroide magnifico, questa splendida lucertola che si trova anche nell'area mediterranea dell'Italia, ma che la pianura padana non trova, in cui non c'è la pianura padana, e poi arriva invece da noi appunto sul Carso e fino all'Isonzo come questa barriera, quindi le specie illiriche. E quindi
la morale è che noi siamo da sempre non solo un crocevia culturale, un crogiolo di culture diverse, ma anche un crocevia biologico in senso lato. Perché abbiamo le specie illiriche che arrivano da sud-est, abbiamo le specie mediterranee che arrivano da sud, abbiamo le specie insubriche. Noi botanici ci rifacciamo sempre ai nomi vecchi, no? E quindi dei grandi laghi prealpini, le specie artico-alpine, così come abbiamo detto prima. E quindi c'è una eredità molto importante che dipende in parte anche da come abbiamo gestito il territorio, ma che arriva da molto lontano, da questi meccanismi così lontani. Ed è un capitale naturalistico che è in pericolo. Ed è in pericolo localmente, ma per dei fenomeni che sono dei fenomeni globali. Quindi la perdita di biodiversità, qui vedete circa 500 piante e animali sono sparite dal 1600 ad oggi. E qui vedete nei grafici che questi tassi sono molto simili a molte tendenze che siamo abituati anche purtroppo oggi a vedere, cioè esponenziali, il fatto che nel tempo il tasso di incremento diventa sempre maggiore e fino a parlare oggigiorno di questa che viene chiamata come una nuova estinzione di massa per la biodiversità, con dei tassi paragonabili a quelli che sono avvenuti ad esempio con il cataclisma che ha fatto scomparire i dinosauri, i famosi dinosauri, ecco. È solo che ci si interroga su quanto possa essere la comparsa di questa nuova epoca geologica che è l'antropocene, cioè quanto l'uomo stia veramente determinando questi tassi di estinzione con dei processi, con delle pressioni che vediamo e che ormai di cui i media parlano correntemente, e quindi bene che ci sia la consapevolezza, ma di cui ancora le azioni per contenere queste cause non sono altrettanto efficaci. Cambiamenti di uso del suolo, quindi il consumo del suolo, fondamentale per la biodiversità, cioè una politica che possa contenere il consumo del suolo è fondamentale, perché i cambiamenti di uso del suolo sono l'agricoltura che ruba spazio alla natura, l'urbano che ruba spazio all'agricoltura, che non può fare nient'altro che rubare ancora spazio alla natura. Quindi capite come la gestione e la pianificazione del territorio diventano cruciali, perché questa è la prima causa di perdita di biodiversità. Cambiamenti climatici, l'introduzione di specie che arrivano da un'altra area, le specie aliene, lo sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali, quindi inquinamento. Tutti questi processi hanno portato alla perdita della biodiversità, ma allo stesso tempo anche ad una consapevolezza da parte della società di questi andamenti, di queste tendenze, e quindi a cercare di porre dei rimedi, la consapevolezza sulla sostenibilità partita dagli anni 70 ha portato da una parte al concetto di sviluppo sostenibile in senso olistico, in senso ampio nella società, quindi a cercare di vedere com'è giusto le due, cioè la parte della sostenibilità umana e della sostenibilità della natura allo stesso tempo, e grazie allo sviluppo di questi concetti anche sono state istituite le prime reti di aree protette dopo gli anni, in seguito in particolare alla conferenza di Rio del 1992. L'Europa ad esempio ha istituito quella che è la rete Natura 2000. Qui vedete in verde o in arancione
a seconda dei paesi che sono compresi nell'Unione Europea o no, ma uno strumento molto simile, da noi si chiama Rete Natura 2000, Emerald per gli altri paesi che sono candidati ad entrare nell'Unione Europea. E vedete, è una rete di aree protette che servono per gestire, non solo per proteggere in maniera passiva la natura, ma per gestire la natura in maniera tale da poter mantenere la biodiversità. Queste direttive sono state recepite poi anche a livello regionale. Qui vedete la rete delle aree tutelate del Friuli Venezia Giulia, che comprendono le aree che derivano dal recepimento delle direttive europee, così come anche delle altre aree che sono di interesse più locale e regionale. E vedete che il territorio è coperto più o meno in maniera sufficiente o adeguata, ma quello su cui volevo puntare il mio discorso era più legato al fatto che, sì, abbiamo visto esistono dei confini, delle barriere biogeografiche, ma in realtà quella che noi abbiamo definito come limite amministrativo, non è che abbiamo il confine sull'Isonzo, magari qualcuno potrebbe anche, no? vedere anche questa, come un'opportunità di mettere ulteriori barriere. No, ci sono dei confini che non corrispondono assolutamente a quelli amministrativi. E qui vedete a sinistra non si riesce bene ad intuire, ma c'è il confine di Stato e le aree tra Friuli e Slovenia, le aree protette secondo l'area Natura 2000. E quindi c'è la necessità di prendere consapevolezza sul fatto che la natura non ha confini amministrativi. Spesso però le aree protette ragionano in maniera fin troppo amministrativa. Ci sono degli esempi come il Parco regionale delle Prealpi Giulie, che da sempre collabora col Triglavský Národný Park, col Parco del Triglav, e questo è diventato un punto di forza per queste due realtà, che hanno continuità ecologica, biogeografica, così come abbiamo imparato a comprendere, e che devono quindi anche avere unità negli intenti e nelle azioni che vengono svolte per proteggere questa biodiversità. E quindi ci chiediamo anche come, qui vediamo nella zona di Gorizia, siamo qui proprio nella zona di confine, in cui la Slovenia ha delle aree come ad esempio il Sabotino, come il Coglio Goriziano sloveno, in cui sono state individuate delle aree che hanno un particolare pregio dal punto di vista naturalistico e per il valore della biodiversità. Difficile pensare che pochi metri o chilometri oltre il confine non esistano delle valenze simili. Quello che è successo è che Slovenia e Italia hanno preso delle decisioni diverse. Io non sto dicendo che sia corretta quella di includere queste aree nell'area natura, non voglio dire questo, anche se chiaramente potete immaginare quale potrebbe essere la risposta, ma quello che deve, secondo me, emergere è che non ci si può esimere da discutere a livello transfrontaliero di queste necessità. E quindi qui la necessità e anche per fortuna l'opportunità di sviluppare dei progetti transfrontalieri. Qui è un progetto, il progetto Grevislin, che ha coinvolto l'Isonzo e il Vipacco in maniera transfrontaliera, di cui l'università, il nostro dipartimento è stato partner, e quindi sviluppare un'area transfrontaliera coesa. Vedete, questi sono gli intenti del progetto. E arriviamo poi come ultimo aggancio importante, secondo me, proprio per sviluppare queste tematiche, il fatto è che quest'area transfrontaliera fa parte di una vecchia, e qui ritorna la storia anche recente del nostro passato, di una vecchia area transfrontaliera piuttosto sentita a livello europeo, no?
che correva dalla Scandinavia fino ai paesi mediterranei, che è la vecchia cortina di ferro che divideva i due blocchi che si contendevano il mondo e che in realtà è stata sfruttata dalla natura per sfuggire alle logiche di cui vi ho parlato prima, cioè del consumo del suolo, delle infrastrutture, eccetera, e che quindi ora viene presentata come un progetto di valorizzazione di quello che è rimasto, cioè quella che viene chiamata European Green Belt, che vuole mettere in rete queste aree protette e vuole, come vedete, sviluppare non solo la conservazione della natura, della biodiversità, ma anche dare delle prospettive, ricollegandoci ai servizi ecosistemici di cui abbiamo parlato prima, di un modello di sostenibilità ambientale in cui l'educazione, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della salute e del benessere possano in qualche modo veramente essere in armonia con la natura e con la società. E quindi da qui l'ultima diapositiva per cercare di concludere, di chiudere questo cerchio, cioè dove la biodiversità culturale e storica in realtà in questo momento devono essere uno dei motori per sostenere quella naturale, e quindi che la terra del sì, del da e degli ha sia veramente anche un modo di vedere in maniera veramente più condivisa anche questi aspetti naturali di quest'area così speciale che è l'area transfrontaliera del Friuli e della Slovenia. Grazie. Grazie al dottor Boscutti per questa interessantissima presentazione, su cui adesso io vorrei subito agganciarmi perché mi ha dato molti assist, ha anche fatto ha anche anticipato cose, però va benissimo, questo lo sapevamo. La mia breve comunicazione riprende alcuni concetti e io ho detto la biodiversità non ha confini, questo è il primo pezzo del titolo dell'incontro di oggi, ma io vorrei arrivare ad un altro sconfinamento, quello fra, appunto, lui l'ha già usato, tra discipline scientifiche, tra modi di leggere questo tema, che forse è non del tutto ancora così noto così fra le persone che magari sentono parlare di questi temi. Nel senso che la scienza triste, se non l'avete mai sentita, è il modo con cui viene chiamata l'economia. Io appunto non sono un botanico ma sono un economista. E allora siccome viene chiamata scienza triste, io tendo ad essere poco triste, anzi, allora passiamo subito a usare un fumetto, così anche faccio un po' di riferimenti a queste bravissime persone che disegnano e sintetizzano dei concetti fondamentali in questo modo. Questo è un fumetto tratto da Mafalda. Questi sono due personaggi classici, uno è Manuelito, l'altro è Miguelito, non mi ricordo se Manuelito è quello con i capelli a spazzolo, penso di sì, vabbè, facciamo che sia lui. Comunque lui è il figlio del negoziante, del droghiere, di qualcosa del genere. Si incontrano i due amici, allora uno dice che ha visto un bellissimo robot nel negozio, l'altro la prima cosa che gli chiede è quanto costa, l'altro dice ma cammina così e allora si accendono le lucette, cioè lo descrive da bambino qual è, e l'altro insiste quanto costa, e a un certo punto il bambino dice ma che ne so quanto costa, è bellissimo, no? E la considerazione che fa Miguelito è: che mentalità, come si fa a sapere se una cosa è bella, no? Che una cosa è bella se non si sa quanto costa. Questo è un discorso. Come si fa a sapere che la biodiversità è importante se non sappiamo quanto costa, qual è il suo prezzo, qual è il suo valore tradotto in moneta? Fra l'altro questo tema è balzato per certi versi all'attualità dalle dichiarazioni che ha fatto un po' a sorpresa questo signore circa 10 giorni fa,
che è una persona che è diventata molto, è stata citata, poi verrà dimenticata come tanti straordinari personaggi come lui, è un italiano che ha preso il premio Nobel per la fisica 2021, il professor Parisi, che quando è stato invitato, è andato in Parlamento per un discorso conseguente a questa prestigiosissima attribuzione del premio Nobel, ha fatto fra le altre cose un'affermazione, permettetemi di aggiungere una considerazione di natura economica, non solo i botanici come vedete, ma anche i fisici parlano di cose, infatti sto cercando di cambiare mestiere perché tanto, ok, il prodotto interno lordo, che tu hai citato come riferimento a un certo punto, no? Dei singoli paesi sta alla base delle decisioni politiche, la missione dei governi sembra essere di aumentare il PIL il più possibile, basta sentire cosa ci viene raccontato ovviamente ragionevolmente quotidianamente, obiettivo che in profondo contrasto con l'arresto del cambiamento climatico, direi con l'arresto della perdita della biodiversità, perché appunto c'è questa questione, lo star bene degli esseri umani, quel cerchio dove c'è scritto human well-being, il nostro benessere, dipende da tutta una serie di elementi che noi abbiamo a disposizione, ma che sono quelli indicati qui. Per esempio il Bill Capital è questo computer, questo aggeggio qui, questo tavolo, questa stanza, è quello che noi abbiamo fatto come umani. Poi è la nostra capacità, le nostre competenze, e poi il nostro stare assieme, ma il tutto è basato sul capitale naturale, cioè su quello di cui Francesco Boscutti ci ha parlato. E il capitale naturale è quello che ci fornisce i servizi ecosistemici, che lui anche ha sistematicamente raccontato, e proprio sono quelli che fanno arrivare l'insieme di questi elementi poi nella loro interazione a farci star bene. Ed è un equilibrio molto delicato, e quel basamento verde, in questo, sempre il Robert Costanza, sempre quello che hai citato tu prima come articolo primo di valutazione, sempre lui, appunto è questo il sistema che ci fa capire l'importanza dei servizi che lui ci ha raccontato, adesso in un'unica slide ce li abbiamo qui a disposizione, no? Cioè il fatto di avere i servizi ecosistemici significa avere benessere dal punto di vista anche economico. Infatti il concetto di servizio ecosistemico è proprio un concetto che collega l'importanza della natura con il discorso economico, il discorso del capitale naturale. La perdita di biodiversità può indebolire un ecosistema, compromettendo la fornitura di servizi ecosistemici, no? E quindi rendendolo più vulnerabile agli shock ambientali. Per molti di questi servizi il valore economico non è contabilizzato sul mercato, non lo conosciamo, non è un valore in euro che spontaneamente, automaticamente questo meccanismo che si chiama mercato ci propone. E qual è la conseguenza? Noi economisti diciamo, forse banalizzando, ma è importante anche questa prospettiva, che non sapere quel valore porta a un eccessivo utilizzo di quegli elementi, o a un eccessivo sfruttamento in termini di inquinamento, o alla perdita, questa estinzione di massa di cui parlava Boscutti prima, è anche dovuta al fatto che non c'è un'attenzione di questa natura. Però le cose da un po' di tempo si cerca di farle cambiare, e ci sono anche messaggi istituzionali importanti. In questi giorni, in queste settimane e prossimamente, e anche l'Università di Udine è coinvolta in questi processi, il Ministero della Transizione Ecologica, come si chiama adesso, ha proposto la bozza della nuova strategia nazionale per la biodiversità al 2030, sempre le agende. Ok? Allora la strategia della biodiversità riprende quella che avevamo già fatto nel 2010 e cerca di garantire, no, quell'obiettivo internazionale di ripristinare, di fare in modo che ci siano degli ecosistemi resilienti, cioè capaci di reagire agli shock e adeguatamente protetti. E cita alcuni passaggi, ma la cosa che volevo sottolineare di questo documento, che è Strategia Nazionale Biodiversità 2030, ebbene, nella sua parte introduttiva che dice perché conservare la biodiversità, puntano in questo documento su 3 dimensioni: la salute umana, i cambiamenti climatici e la biodiversità e l'economia, citando cifre che poi sono quelle aggiornate di quello che diceva prima anche Boscutti, e ricordando che in Italia è da alcuni anni che, grazie a una legge del 2015, noi facciamo una contabilizzazione fisica e monetaria del nostro capitale naturale, per capire quant'è e soprattutto quanto perdiamo se non lo calcoliamo. Ma questa è una cosa che gira già anche nella stampa divulgativa. Questa per esempio è una cosa del Venerdì di Repubblica di un po' di anni fa, di più di 10 anni fa, che già dava voce a questo genere di ragionamenti e ricordava alcuni valori. Questi numeri che vedete sono dollari,
sono dollari, il beneficio di dollari per ettaro in 40 anni di laghi e fiumi in basso a sinistra, 69.700, ok? E questi sono i valori di un progetto molto interessante che si chiama l'economia degli ecosistemi e della biodiversità. Invadiamo un po' il campo, ma credo, tu hai sottolineato già l'importanza di questa alleanza. Ed è proprio, vedete, ho la stessa figura di Boscutti, quella del European Green Belt, perché mi è capitato di fare all'interno di questo progetto, grazie al fatto che c'è un'associazione del Friuli Venezia Giulia, c'è un'associazione legata a questo progetto che è presieduta fra l'altro dalla mia Francesca Visiti, che tu conosci bene, no? Che è goriziana, di Mariano, che lavora, che si è laureata, ha fatto il dottorato da noi, quindi Università di Udine. Ebbene, in un progetto, in un evento di questo progetto che si fece alcuni anni fa, in Germania proposi questo ragionamento. Calcoliamo qual è la superficie di questa cintura verde che va dalla Scandinavia giù fino all'Albania e che è la vecchia cortina di ferro. Quanto vale? Ho preso la documentazione e ho fatto un po' di conti, ho detto guardate, l'European Green Belt vale miliardi di dollari, ma uno dice mo che te ne fai, lo vendi, lo metti su eBay, cosa fai quando sai che hai miliardi di dollari? No, dai un messaggio con un linguaggio che non è magari in certe volte quello tecnico che non si capisce, che noi usiamo, noi, voi, tutti, ma è un linguaggio con cui tutti abbiamo a che fare, gli euro. Se perdiamo questo valore, che non è su nessun mercato, nessuna bancarella, nessuna vendita di e-commerce. E una cosa che vorrei anche citarvi a proposito di questo, sempre prendendo spunto da un assist che mi ha dato Boscutti, all'interno dei servizi ecosistemici di questi ragionamenti c'è un forte legame fra biodiversità, capitale naturale e paesaggio. Più volte ha usato questa espressione. Ebbene, questo è uno dei temi in cui su questo territorio proprio abbiamo lavorato parecchio. E noi ci siamo chiesti, ma il paesaggio è una risorsa economica, cioè è la stessa cosa, come la biodiversità, lui ha già dato alcuni elementi, ma all'interno dei servizi ecosistemici ci sono i cosiddetti servizi culturali di cui il paesaggio, proprio nel suo senso estetico, della cosa che vediamo e che ci fa più o meno piacere, è un qualcosa di economico. Vi faccio solo così tre spunti per dirvi perché secondo noi, perché io da economista agrario e ambientale mi occupo molto di valutazione del paesaggio, perché influisce sulla funzione turistica e ricreativa del territorio. In tutte le indagini che fanno sui turisti, i vari soggetti che intervistano le persone dicono quali sono i principali motivi per cui scegli una destinazione turistica. Sempre al primo posto viene la bellezza di ciò che trovo. È chiaro che uno non va a fare la vacanza in una cosa che gli fa, vabbè. Però è importante. Influenza il benessere dei residenti, non solo quando siamo turisti, ma quando siamo residenti. Io che vivo a Capriva del Friuli, poi vabbè, vi dico subito che sto benissimo dal punto di vista paesaggistico. Contribuisce a creare l'immagine di prodotti locali. In senso positivo, il marketing territoriale nel senso vero e sano. Come sanno bene, questo è un articolo anche di quasi una decina d'anni fa, a proposito di questi temi, dai cipressi della Val d'Orcia alle Cinque Terre, la battaglia dei paesaggi italiani negli spot. Allora, guardate questo spot pubblicitario che ogni tanto mi pare giri ancora, è una cioccolata. Voi avete presente i due personaggi che salgono, che freschi come delle rose fanno un'arrampicata incredibile, va bene? Alle loro spalle hanno questa inconfondibile. E poi noi che abbiamo lavorato sulle Dolomiti UNESCO, c'è stata la Summer School l'altro giorno, ci siamo conosciuti in quel contesto, nel percorso legato al paesaggio delle Dolomiti UNESCO. Ebbene, il cioccolato della Novi, che vi ricordo è prodotto a Novi Ligure, che io quando con gli studenti faccio questa cosa, dov'è Novi Ligure? In Liguria no, è in Piemonte, cioè già lì c'è confusione, si chiama Novi Ligure ed è in Piemonte. Ma non basta, questi di Novi Ligure, che è in Piemonte, sfruttano le tre cime di Lavaredo che sono a confine per la provincia di Belluno e di Bolzano. Porca la miseria, e questo capite che è un bel problema. Ma là dietro ci sono poi anche altre cose, c'è la Val d'Orcia, eccetera. Allora, il paesaggio è un qualcosa di economico, su cui ogni tanto ci muoviamo in modo strano. Ancora un piccolo fumetto. Vedete, questi signori, c'è qualcuno che parla in quella cosa lì, guarda lassù quelle pale eoliche dicendo ma guarda là che brutture, come se nel contesto dove è inserito fosse la bellezza di sto mondo, no? Perché è proprio la meraviglia quella dove sono. Però questo è il modo con cui noi, e questo è molto italico come ragionamento. Allora, cosa vuol dire? Cosa facciamo noi?
Guarda che roba, ho anche le slide in friulano, tanto per dirvi la biodiversità. Io, la mia lingua madre è il friulano, pur vivendo a 1 chilometro dalla Slovenia, non è lo sloveno ma è il friulano, vicini di casa mia parlano lo sloveno, e allora per ogni tanto per convegni di queste cose le ho fatto anche le slide in friulano, questa l'ho lasciata dentro. Noi facciamo valutazioni che sono non monetarie o monetarie, dipende, ma io voglio parlarvi stasera in 2 battute di quelle monetarie, perché fra l'altro, altra cosa recentissima di pochi mesi fa, c'è stata una banca, la IFIS Banca, che ha messo su uno studio che si chiama Economia della bellezza, e sono andati a vedere in Italia quali sono gli elementi centrali dell'economia della bellezza. Ne hanno individuati 3, di cui uno è proprio il patrimonio naturalistico e paesaggistico, misurato in 16 miliardi di euro. Grazie loro hanno fatto delle valutazioni abbastanza legate a quelle che sono le informazioni che abbiamo, la disponibilità, l'ospitalità, i fruitori, il turismo, al punto di dire, e l'ho scoperto fra l'altro da poco, perché io leggo, pur da economista, leggo solo di domenica il Sole 24 Ore, perché ha un inserto culturale straordinariamente bello, e in un trafiletto trovo l'annuncio di questa economia della bellezza che non conoscevo, perché è così il nostro mondo, vabbè, e che dicono la bellezza contribuisce per il 17,2% al PIL italiano. Attenzione, qui dentro, oltre la bellezza naturalistica paesaggistica, ci sono anche il bello della produzione agroalimentare, industriale, della moda, eccetera. È un bello in senso lato, oltre che a quello culturale. Ma noi ci siamo occupati in particolare di bello paesaggistico, cioè di ciò che vediamo, in particolare del paesaggio rurale. E questi studi ci hanno dato particolare soddisfazione, perché per esempio quando nel 2011 JRC, che è un importante centro di ricerca a supporto della Commissione europea, ha pubblicato questo paper che si chiama Il valore dei paesaggi agricoli nell'Unione Europea, come lo ha calcolato? Ha preso gli studi che si sono occupati di questo. Ebbene, all'interno di questi studi ci sono anche 2 che hanno studiato il paesaggio transfrontaliero, Gorizia e Coglio, diciamo, e Brda, così si chiama il Coglio di parte slovena, in certi casi anche i Colli orientali, e sono studi che ho fatto io assieme alla Francesca Visintin, che citavo poco fa, la mia collega Stefania Troiano, e abbiamo studiato soprattutto la parte legata alla produzione di vino, quindi la viticoltura, ma anche l'olivicoltura che si sta diffondendo in questo caso. Quindi queste valutazioni sono entrate qui dentro e hanno portato poi a dare delle stime ancora una volta miliardi all'anno del paesaggio europeo. Ma poi ogni tanto noi andiamo a esplorare delle cose anche in modo molto particolare. Per esempio, nel corso degli anni ho fatto con Stefania Troiano, la mia collega, dei laboratori con dei ragazzi e ragazze normalmente alla fine delle scuole secondarie di secondo grado e i primi anni di università, quindi dai 18 ai 22, grosso modo 17, 22 anni. E che cosa succedeva? Perché li chiamo laboratori? Perché entravano in un'aula, in una sala, e si trovavano 4 bicchierini numerati, identici, ma solo numerati, bianchi, con del succo di frutta. E noi li invitavamo ad assaggiare, ma gli dicevamo qualcosa a proposito della materia prima del prodotto agricolo da cui provenivano i vari succhi. In particolare 2 dei succhi erano succo d'uva, non vino, quello lo bevo io. Ai ragazzi facevamo succo d'uva, perché abbiamo anche produzione di succo d'uva. E dicevamo cosa ne pensavano di questi paesaggi, qual era il più bello. Secondo voi qual era il più bello? Per voi? 2 e 4 dice Boscutti, 2, sentivo 2, credo. Loro dovevano valutare da 1 a 5 quanto piaceva questo paesaggio. Ogni foto veniva ingrandita, mostrata per 8 secondi e erano invitati a dare. Vedete, avete indovinato che la 3 ma anche la 4, no? Con fra l'altro con una media, però la mediana addirittura la 4 è più alta. Queste forme di paesaggio sono gradite. Non piace per niente quella in basso a sinistra e quella. Che cosa significa? Noi abbiamo preso le prime 2, che sapevamo essere gli estremi, e abbiamo detto: guarda, il succo numero 1 viene da uva prodotta dal vigneto numero 1, il succo numero 2 viene dal vigneto prodotto lì nella parte 2. Cosa assaggia? Allora noi dicevamo: guarda quella cosa, adesso assaggia e giudica. Allora dovevano giudicare il gusto da 1 a 5. Allora hanno detto quanto piaceva, moltissimo, molto, le barre qua sopra. Allora il 46% dei vari laboratori diceva moltissimo, molto di questo succo. Quando si passava a questo succo passava al 56,7%, che diceva che gli piaceva moltissimo, molto o moltissimo quel succo. Non solo, ma gli chiedevamo: se tu dovessi comprare un bricchetto da 200 di succo di questo qui, quanto lo pagheresti? 62 centesimi in questo caso,
71 centesimi in quell'altro, 15% in più. Noi l'abbiamo chiamato questo effetto Russitz e Spessa, siccome io sono di là, non abito in nessuno di quegli edifici, è molto più modesta la mia abitazione, ma quella è il Castello di Spessa, quella è Villa Russitz a Capriva del Friuli, 2 rinomate aziende agricole, ma anche altro, Villa Russitz in particolare è una fondazione con finalità sociali ed educative straordinaria. Ebbene, loro ritenevano più buono il secondo succo del primo, ma è facile capire che il succo che noi avevamo fatto bere era lo stesso. Identico, cioè dopo abbiamo tirato fuori, non vi dico poi cosa succede nelle aule quando sveli questa cosa qua. In pratica noi poi ci chiedevamo se e noi con questi lavori volevamo arrivare a questa situazione, ancora un fumetto. Qui ci sono 2 turisti naturalmente austriaci, tedeschi, che sono qui, quello è il profilo sempre dietro Villa Russitz, quindi sono una mia foto delle mie zone dove vivo e dove sono nato, quindi con orgoglio le uso, e dicono: ma guarda che bel tramondo, almeno questo è ancora gratis, dice uno dei 2, no? E non sanno che, siccome io faccio queste conferenze da diversi anni anche a Capriva, nel frattempo Bepi, Tony, o come si chiama il mio viticoltore del paese, ha cominciato a mettere il cartello che dice: da domani per guardare il paesaggio, ragazzo, paga, anzi sono inglesi, sono in sterline i prezzi. Questo è un altro fumetto che ho trovato, ma non è questo necessariamente che io voglio andare a vedere. Per finire volevo accennare invece un'altra cosa attuale in cui sono coinvolto, ed è un progetto in corso. Da alcuni anni, sicuramente avrete sentito parlare, forse anche in maniera non molto precisa come noi vorremmo, ma non sempre è facile far arrivare i messaggi giusti. Noi stiamo lavorando diciamo in maniera tecnica scientifica da un po' di tempo e non abbiamo sempre il tempo e la capacità di comunicare bene l'avanzamento del lavoro, però noi stiamo lavorando per l'ipotesi di presentare la candidatura a riconoscimento del World Heritage List, cioè della lista del patrimonio mondiale dell'umanità, dell'area transfrontaliera Brda-Collioquei. L'abbiamo chiamata nelle 3 lingue, sloveno, italiano e friulano, perché noi vogliamo portarla innanzitutto, speriamo entro l'inizio del prossimo anno, in quella sorta di catalogo iniziale prima di partire con la grande avventura che richiede anni di candidatura vera e propria, cioè nella tentative list, nella lista propositiva. Su cosa puntiamo per fare questo? Puntiamo proprio su alcune particolarità e in questo momento abbiamo concentrato, assieme al Comitato Tecnico Scientifico Sloveno, l'attenzione sui terrazzamenti, su quello che in friulano il ronco, perché abbiamo fatto una ricerca storica che va indietro anche di secoli, grazie alle documentazioni che ci sono cartografiche straordinarie in questi territori, in cui questo tipo di lavorazione è presente ed è senza confini, perché questo è avvenuto senza confini, perché fino a alcuni decenni fa non c'erano questi confini. E il progetto, fra l'altro, di recente, e questa è un'anticipazione che faccio, non so neanche se ero autorizzata a farla, ma va bene, a me piace fare le cose così, nel senso che questo ragionamento transfrontaliero legato alla cultura e all'economia rurale del nostro territorio, abbiamo anche cercato di presentarlo in un'altra ipotesi di lavoro, ancora tutta da costruire. Abbiamo immaginato, qui assieme a un collega dell'Università di Lubiana che si chiama Denis Russian, ho presentato in 2 occasioni, in 2 seminari internazionali questa ipotesi, di questo Living Brda-Collioquei, vivere in questo territorio, una regione, una storia, 2 paesi, 3 lingue. Quindi giocare su questi elementi, e questo progetto si chiama GIAS, sarebbe Global Important Agricultural Heritage Systems, quindi sistemi che a livello globale dimostrano una tradizione, un'eredità agricola importante e visibile. Sono solo una 60ina i siti nel mondo riconosciuti dalla FAO, dell'ONU, la Food and Agriculture Organization, e sembra che ci sia un particolare interesse. E sapete qual è stato l'elemento quando abbiamo fatto l'evento internazionale, quello di aprile, ma anche quello recente di settembre, quello organizzato in Azerbaijan primo, l'altro, ma sempre online? Ecco, il fatto che stiamo ragionando e sarebbe il primo sito di questa natura transfrontaliero, dove c'è proprio una sottolineatura sulla agrobiodiversity come sistema caratterizzato dall'agrobiodiversità. Questo è quindi il lavoro che stiamo facendo, il modo con cui, con un giusto mix fra competenze interdisciplinari, stiamo cercando di valorizzare in tutti i sensi, anche economici, questo territorio straordinario transfrontaliero, di cui ovviamente io da
residente e nativo vado estremamente orgoglioso. Questo microcosmo che abbiamo, perché è un puntino su questo pianeta, però è straordinariamente interessante all'interno di un territorio poi contestuale ancora più interessante, perché altrimenti, non so, mi vengono in mente, e chiudo con questo, no? queste situazioni, no? Questi due signori che guardano, questi che potrebbero essere i Berda, Dolegna, San Floriano, Capriva, eccetera, no? E dice: l'Italia è un paese di... hanno costruito vecchi borghi dove dovevano passare le autostrade, okay? Questa è una cosa che, anche se sempre questi bellissimi fumetti che amo raccogliere. E con questo, e sempre nelle tre lingue, italiano, sloveno e friulano, vi ringrazio per l'attenzione.